Il primo neomelodico Sdoganate è inteso come quelli che mi sdoganano sempre, l'hanno deciso gli altri che sono questi. Io amo tutti i neomelodici, li amo perché sono i ragazzi di Napoli e tutti i ragazzi di Napoli sono figli miei. Però io nasco col caschetto negli anni '80 e ho fatto una grande storia. Ma allora la parola neomelodico non c'era, quindi io non ero neomelodico. Questa cellula l'hanno sviluppata, è diventato in un contenitore, metto tutte cose a internet. Io mi sono fatto un mazzo così per arrivare dove sono arrivato. Non posso essere confuso in tutte queste cose. Non è che voglio prendere la distanza, però io sono uscito senza giacca e cravatta e chiedo a voi, ma senza giacca e cravatta è una canzone neomelodica. Upate è una canzone neomelodica. A storia nessuno è una canzone neomelodica. E poi sono pure vecchio, i neomelodici giovani, vedete che si stanno guardando. Troviamo un'altra parola, avete neomelodica. Che cosa mi aspetto per il futuro? A me piacerebbe fare in teatro Edoardo De Filippo, me lo sono messo nella testa. Ovviamente con un grande regista che mi mette in scena bene, cioè mi do in mano a lui e lo faccio. Io quando ero piccolino mi vergognavo pure di essere povero, io non sapevo. Io me ne sono accorta nella chiesa di Padre Episcopo quando andavo a benedire le case, vestito da chierichetto. Quando abbiamo preso i soldi, li ho messi in una busta e ho detto padre, questi sono i soldi che stavano nell'acqua santiera. Glielo dato e lui ha detto portali a casa. Io oggi pensavo subito, un breve del mariuola. Ho detto padre scusate ma non erano per i poveri, chi mi ha detto ma perché? Tu cosa sei? Io sono venuto a casa di mio padre e mi sono appiccicato e ho detto ma noi siamo poveri, non voglio essere poveri, non voglio essere poveri, capito? Non voglio essere poveri. Papà intanto mi ha fatto riparare una valigia di cartone, me l'ha messa vicino alla porta con i vestiti e mi ha fatto in coppa da signore che lei tiene i soldi, ti va pure bene, ma ci ha pensato un po' la verità, però poi il sangue mi ha fatto rimanere là. La depressione bisogna farla capire alla gente, è una malattia patologica, non si cura così. Bisogna andare dal medico, dallo psicologo e lui ti dà una cura. Tu puoi essere anche il più grande cantante, non è che la depressione prende, anzi prende pure a quelli là che hanno i soldi e che vivono bene. Noi siamo arrivati alla depressione perché abbiamo perso dalle tasche il desiderio. Cioè se noi non desideriamo, siamo deprimere per forza. Perché vuoi sapere che penso io? Penso che la vita bella è il desiderare. Quando ti manca un desiderio, sei una persona, non sei niente, che sei. È un'emozione bellissima, perché non penso mai a me, lo dico e mi commuovo. Io penso sempre alle persone che vivono a San Pietro a Patirna, a Secondigliana, a Fraula, a Casoria, e non saranno mai Nino D'Angelo, e magari sono pure bravo, perché io lo devo ringraziare al talento. Cioè io se non tenevo talento, ma non stavo qua a parlare. E la gente non sapeva che c'è stata certa gente che è molto povera. Io ho il dovere di parlare e di dirlo. Io sono figlio di quelli là che non contano. Però ce l'ho già fatta e io ho già parlato, ce la dice. Sì, diciamo che io avevo fatto il testo del brano e lo dovevo cantare da solo. Però con Rocco ci siamo sempre fatti mai si faceva una cosa, faceva una cosa. Che cosa è successo? È successo che poi a un certo punto ho detto, beh, facciamolo, però io avevo questo detto, Rocco, però mi fanno un pezzo sul razzismo, poi non è che potevo cantare canzoni d'amore. E io ho fatto tutto il mio testo, quello che canto io, perché avevo incontrato un ragazzo di colore, stavo nel bar a Casoria e non c'era nessuno per strada. Sentiva uno che diceva Gaetano, Gaetano, io mi chiamo Gaetano. E Rissi che mi chiamava a me e parlava napolitano. E lui mi ha raccontato un po' la sua storia. Infatti è la storia di questo ragazzo che il padre che è venuto dall'Africa e si è innamorato di questa donna di Porta Capuana. E io cerco di dire al mondo chi è come te. Poi Rocco ha scritto tutte le cose che dice lui, diciamo. La cosa diciamo, più rap, come si può dire. Veramente non volevo fare più dischi nuovi, ho fatto troppi dischi nuovi. Poi Orit ha fatto questo murale a San Pietro, ho visto questa cosa, in verità mi ha commosso. Questa gente di San Pietro che fa una colletta per comprare i colori e ho pensato che invece io dovevo ancora dare qualcosa. Poi sai, la pandemia, stare chiusi, è stato molto difficile, più questo disco che gli altri dischi a scrivere. È un disco che si nota una certa sofferenza, però si nota pure una certa voglia di uscire a vivere, a uscire fuori da tutto.